Stazione 2. La nascita del precursore. Dal Vangelo secondo Luca. Giovanni è il suo nome. In quel medesimo istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Giovanni il Battista è il prototipo di ogni cristiano che prepara la strada al Signore che viene. Egli è la voce che si dona alla parola. Battezza con acqua, nell'attesa che colui che viene dopo di lui battezzerà in Spirito Santo e potenza. Educa i discepoli, ma poi addita in Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni prepara la strada a Cristo e quando questi si rivela, lui sceglie di diminuire perché Cristo cresca. È difficile per ciascuno di noi essere come il Battista. Difficilmente accettiamo di stare in penombra. Cerchiamo sempre il posto di onore e la prima pagina. Avochiamo a noi i successi e le conquiste, pretendendo perenne gratitudine da persone beneficate e aiutate. Guardiamo a Giovanni, impariamo da lui ad essere forti annunciatori della parola, ma impariamo soprattutto l'umiltà e il nascondimento, perché Cristo possa rivelarsi nel suo splendore. Mi buttai, domanda la mamma mia che è più ricca di Maria, mi domanda la mamma mia che è più ricca di Maria, e mi mette la voce se fai la voce, e mi mette la voce, dormi se fai la voce. Luci, toccoli me luci, mi schiacci piedi, mangi bambinetto, piangi, mi schiacci piedi, mangi bambinetto, piangi, e mi mette la voce,